Fino ad oggi nessun controllo e nessuna ordinanza o cartello regolamentare hanno fatto sì che il motto fosse Scala dei Turchi takeaway, ovvero presa e portata via a proprio uso e consumo. Lo vedete dalle immagini, la splendida scogliera di Marna Bianca di Realmonte, uno dei tratti di costa più belli ed unici al mondo, candidata ad essere dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che viene fatta letteralmente a pezzi e poi anche scalfita ed intagliata da scritte d'amore dalle centinaia e migliaia di persone che ogni giorno la fruiscono. La sontuosa scalinata protesa sul mare si conferma essere tra le mete turistiche più frequentate, ma ogni giorno turisti e non decidono di afferrarne un pezzo e portarlo a casa. Molti altri la sciolgono e se la cospargono sul corpo, come se fosse una maschera di bellezza, convinti che la Marna abbia poteri cosmetici. In un contesto di anarchia ognuno trova normale impossessarsi di qualsiasi cosa, ma da oggi comparirà un'ordinanza comunale emessa dal sindaco di Realmonte Piero Puccio che impone il rispetto dei luoghi, con una serie di inibizioni, e gli agenti della polizia provinciale saranno sul posto per farla rispettare. Ed intanto Legambiente, per bocca del suo presidente regionale Mimmo Fontana, avanza la proposta di avere in concessione l'intero tratto di demanio marittimo, manifestando l'intenzione di istituire un numero chiuso d'accesso alla Scala dei Turchi. Mario Amico invece, con in testa Claudio Lombardo, sollecita squadre di controllo permanenti ed un ticket da far pagare ai fruitori per sostenere la spesa. E l'inciviltà tocca anche livelli più alti. Guardate cosa accade lungo la spiaggia alle spalle della Scala dei Turchi. Cumuli e cumuli di spazzatura abbandonati lì e rimpinguati dall'incivile di turno, che giorno dopo giorno aggiunge degrado abbandonando la spazzatura alla putrefazione. Rifiuti che fanno bella mostra di sé incorniciati in uno scenario da cartolina. Uno spettacolo proteso sul Mediterraneo e tra un mare di immondizia.